con Mille Voci, 16ª edizione. Mille Voci 2020, un'edizione difficile, ma con la quale cerchiamo di tenervi veramente tanta compagnia in questo momento così difficile. I miei compagni di viaggio di oggi, ovviamente il maestro Alessandro. Vuoi sempre la sigletta, no? Allora, bene, allora aspettate. Perché voglio la sigletta? Perché questa sigletta fa molto Marta Flavi. Perché anche gli orecchini che hai oggi fanno... Anche gli orecchini fanno Marta Flavi. Perché il nostro maestro Alessandro ha fatto agenzia matrimoniale con Marta Flavi per tanti anni, ha fatto anche tantissime altre cose e adesso è cascato in braccio alla famiglia di Mille Voci con nostro grande piacere, sta riscuotendo tantissimo successo e tutte le signore dicono io quello me lo ricordo, grazie vero, quello lo conosco, quello me lo ricordo, l'ho visto da qualche parte, è il maestro Alessandro. E cominciamo subito con questa puntata ricca di ospiti, di musicisti, di artisti, e iniziamo anche quest'oggi con un carissimo amico di questa trasmissione, ex conduttore di Mille Voci, ma lui oltre ad essere un conduttore è un cantante, è un autore, scrive per sé, scrive per altri, è un musicista. Sto parlando di Gianni Drudi! Ecco qui il microfono. Ti do un dito. No, così. Quindi ciao Gianni Turco, come stai? Abbastanza male, non c'è bene. Questa canzone la dedico a te. Dedicata al nostro Gianni Turco, perché ora... È una nuova canzone di Gianni Drudi scritta insieme al mio amico Bruno Conti. Si chiama Ora, Gianni Drudi. Quante volte io e te ci siamo detti ti amo, però con la mente non eri con me, con il cuore ti ho detto di no. Ora la mia anima vola, ora la tua mano mi sfiora. D'altra parte non siamo mai stati quello che credevamo di avere, per orgoglio ci siamo rubati l'uno all'altra l'egoismo e il piacere. Ora siamo quello che resta perché nulla mi basta. Ora mi manchi da morire, mi sembra quasi di impazzire. Ora non sento la tua mano in questo sogno disperato. Ora che vivo di emozioni, lasciando a terra le illusioni. Ora che sai tutti i tuoi sbagli e tutti quei ritagli che tu davi a me. Quante volte ho pensato che sarebbe cambiato il cammino, quell'amore non l'ho mai cercato, tutto il resto è lasciato al destino. Ora la mia anima vola, ora che la tua mano mi sfiora. Ora mi manchi da morire, mi sembra quasi la tua mano in questo sogno disperato. Ora che vivo di emozioni, lasciando a terra le illusioni. Ora che sai tutti
tutti i tuoi sbagli e tutti quei ritagli che tu donavi a me. E questa notte non importa se ci sarai, non lo dirò nella canzone che tu ascolterai. Ora mi manchi, ora per sempre. Ora che vivo di emozioni, lasciando a terra le illusioni. Ora che sai tutti i tuoi sbagli e tutti quei ritagli che regalavi a me. Gianni Drudi! Grazie. Ora, grazie! Andiamo avanti con un altro grande successo, un altro grande amico di Mille Voci, un habitué di questa trasmissione, il nostro Domenico Bartolomeo! Eccoci. Ciao Daphne. Ben trovato Domenico. Ben trovato a te. È un cantante di musica leggera, fa parte della famiglia di Mille Voci da tantissimi anni, lo abbiamo ospitato in tantissime puntate, anche oggi ci Verissimo. tiene compagnia con il Certo che nostro sì. grandissimo piacere e canta un'altra canzone che è un classico della canzone italiana, quella Sì. che si cantano anche Una tutti canzone insieme. che a cavallo degli anni 70, così più o meno, l'hanno incisa tantissimi nostri gruppi italiani e fece un successo enorme. Strepitoso, quindi La Casa del cantiamo Sole. insieme a te La Casa del Sole, insieme a Domenico Bartolomeo. Grazie. Lo so perché sei qui e guardi verso di me, perché io sono il sole per te, il sole è tutto per te. Ma come faccio a dirti qual è la verità? Ma come faccio a dirti che ormai non c'è più niente per noi? Il sole che tu aspettavi non arriverà mai, è l'ultima speranza, ormai si spegne insieme a noi. Ti ho detto tante cose e tu credevi a me, le cose che volevo per te, che darti no, non potrò.
niente per noi. Ma come faccio a dirti qual è la verità? Ma come faccio a dirti che ormai non c'è più niente per noi? Grazie. Grazie. Con Bartolomeo! Grazie, alla prossima. Domenico, non sai, qui c'erano certi coretti, seconde, terze voci, si sono tutti scatenati. Io invece adesso, Turco, seguimi che vi avvicino al mio maestro. C'è una canzone che ricorda, sai, i capelloni di una volta, eccetera. Io mi ricordo, ero giovane, molto più giovane, e cantavano questa canzone, un gruppo che si chiamavano I Giganti. I Giganti. E io mi credevo fossero E invece erano normali, insomma. E faceva così. Credo che l'amore sia la più bella cosa che La 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 la. mia felicità, ma ciò che credo è poi la verità. La 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 la. Vedo tutti che si danno da fare per trovare La 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 la. una donna che col pianto in gola poi li lascerà. Viva, viva l'amore, per amore che si canta. Viva, viva l'amore, è per amor che sempre si vivrà. Amore. Il nostro maestro Alessandro e voi dovevate sentire che confusione che facevano nel frattempo i Romance. Fate le seconde, lui che suonava, tu che cantavi, ognuno qui fa come gli pare. Turco, andiamo un po'. Salutiamo anche Gianni Turco. Ciao Gianni. Ciao Ah, io scherzo, sono tornati i nostri Romance a trovarci in questa con una edizione canzone di degli Mille anni Voci. '80 Vai. registrata alla RCA. Ti ricordi la RCA? Oh, io no, l'ho Adesso sentito credo che ci nominare. abbiano fatto dei grandi magazzini. Probabile, peccato, ormai la probabile. musica lascia il Ecco, tempo che cantiamo trova. una canzone degli anni '80 Una canzone ripresa, Un giorno in più per noi. Un giorno in più dei Romance a Mille Voci. Zero 3 23. Questo è il prefisso per dirmi ciao. Se ti va, si spegne tutto così, perché non c'è un giorno in più per noi, non c'è. Scappano gli attimi e fanno a gara coi battiti del tuo cuore, del mio cuore. Vanno di fretta gli abbracci e poi che c'è, che hai, cosa hanno gli occhi tuoi? Anche il trucco scende dal tuo viso, cosa sta accadendo a noi? Un giorno in più per noi, certo lo voglio io, vorrei soltanto restarti accanto. Dimmi che è solo un ciao, ora che dici addio, provarci ancora per non lasciarci mai. Sbattono contro il molo le barche vuote, sussurrano tra di loro. Sembra che tutto parli di noi ed io vorrei dirtelo adesso, mai che ti
piangere, non so parlare e convincere dentro te, dentro me. Cerco una frase per dirti che vorrei un giorno in più per noi. Se riuscissi a dire io ti amo, forse il tempo fermerei. Un giorno in più per noi, certo lo voglio io, vorrei soltanto restarti accanto. Dimmi che è solo un ciao, ora che dici addio, trovarci ancora per non lasciarci mai. Un giorno in più per noi, un giorno in più per noi, dimmi che solo ciao, trovarci ancora per non lasciarci. Un giorno in più per noi, noi ci saremo noi per stare insieme e non lasciarci mai. I Romance, una grandissima amica di Mille Voci, una padrona di casa in realtà di questa trasmissione, perché ne ha presentato tantissime edizioni. Lei è una grande interprete, autrice e cantante, Stefania Cento. Quante cose! Le fai tutte? Hai visto? Io cerco di dirle tutte. Oh, vedi pure. Ci La riposiamo nostra un po'. Stefania è sempre coreografica anche nelle Sì, sue ma cose, bisogna, curi dai. i particolari. Una canzone che Vai. è tutto un programma. Tutto un programma? Guarda, Daffy. Dai, racconta. Gli attimi della nostra vita, no? Eh. Ovviamente del mio super autore Gianni Drudi. Quindi Gianni. Vero Gianni, bellissima canzone pop moderna e parla appunto di un amore, di un amore degli anni che furono, no? Di quando ero ragazzina, ma può essere anche interpretata diversamente, gli attimi importanti della mia vita. E è una canzone alla quale tengo moltissimo. È registrata poco prima del lockdown di marzo e secondo me avrà un bel successo. Bene, te lo auguriamo tutti Gianni. quanti, te lo auguriamo La qui a dedico, Mille Voci. la dedico a Drudi. Lo auguriamo a Gianni Drudi e che sia un bellissimo attimo per te. Quindi Grazie. Stefania 100 attimi. Grazie. Attimi sulla panchina di una lunga via, portami nella cantina dove sono stata tua. Attimi, mia madre che mi richiamava e poi amore baciami, ti prego non lasciarmi mai. Un giorno passa e c'è una ruga in più, ma il nostro amore non ha tempo. Un fiume pieno non si ferma mai. Seguimi, seguimi, viviamo i nostri attimi. Attimi, le corse fatte in mezzo al grano e poi prendimi, se mi raggiungi sono tua, lo sai. Attimi, vorrei un figlio che somigli a te. Amore, amami e resta sempre insieme a me. Un giorno passa e c'è una ruga in più,
Stefania 100! Grazie. E mentre tu cantavi scorrevano delle immagini bellissime di tutta la tua i miei carriera, ricordi. anche con Paolo Limiti, È vero. però c'è stata una chicca. Cioè, ti prego. Sì, Cioè, già. a un certo punto Mi sembri Sgarbi, c'era già. Gianni Drudi che si vedeva che col telefonino non ci azzecca Ma per no. farti il video, per cui è stato mezz'ora a cercare di trovare l'inquadratura e noi ci siamo gustati questa scena in cui lui cercava di fare la ripresa. Ma è il bello della Fantastico, diretta. bravo Gianni. Grazie, ti porto via. Grazie. Guarda, Ah, guarda. grazie, Sono brava, gentilissima. Hai no, visto? vabbè, questo è stato simpaticissimo, veramente bravo, brava Stefania. Bene, ora un altro conduttore di questa trasmissione, perché anche lui è stato conduttore di questo programma e abbiamo condotto anche insieme 1000 voci romane, il nostro Riccardo Antonelli. Ciao, salve. Il nostro Riccardino, no, non si può sentire. Con quella vocione che ti ritrovi, Riccardone. Allora, Riccardo Sì. Antonelli, l'erede, lo dico tutte le volte, dico sempre la stessa cosa. L'erede di Claudio Villa, lui canta benissimo qualunque cosa, un cantante melodico che fa degli omaggi bellissimi alla bella canzone italiana e oggi l'omaggio è per... È per Roma, un medley appunto dedicato a Roma con alcune delle canzoni più rappresentative. il nostro amico e grandissimo cantante Riccardo Antonelli. Grazie. Vecchi a Roma sotto la luna non canti più, gli stornelli, le serenate de gioventù, e il progresso d'ha fatto grande ma sta città non è quella dove si viveva tant'anni fa. Più non vanno gli innamorati per lungo temere a rubarseli i baci a 1000 là sotto l'alberi, e li sogni sognati all'ombra d'un cielo blu, so ricordi d'un tempo bello che non c'è più. E pare Carolo va controcorrente, e quando canta le cose risente, dice sì è vero che tu dai la pace, me sa pentito a me la come è bello fa l'amore quando è sera, core a core con una pupa che è sincera, quelle stelle che ci guardano lassù non so belle come gli occhi che c'hai tu, luce bianca dormiveglia d'un lampione che ti insegna dove tu te puoi baciare, specialmente tra le rose a primavera, com'è bello fa l'amore quando è sera. Maestro, tu dici di essere romano, ma io più di te, e ora ti spiego anche il motivo. So romano veramente, so contento, so romano puro sangue e me ne vanto,
Sono umano come il sole, l'aria e il vento, che sono il simbolo di questa gran città. Sono umano e te lo dico chiaro e tonno, e di questo sono sicuro. Sai perché? Perché il nonno di mio nonno c'aveva il nonno che giocava con Nerone al Caraghe. Giulio Cesare, Caligula e Ottaviano li conosco tutti quanti a perfezione. Quando feci tempo fa la comunione m'hanno fatto da compari tutte e tre. Non ve voglio di una cosa riservata, ma però sta zitto, chi la sa, che Cleopatra l'ho tenuta fidanzata, l'ho mollata, me voleva da sposare. Dai, a tempo tutti, forza anche voi a casa, dai! Forte porta in carrozzella, balla la tarantella, Nannarella non ce va più. E le fiori alla logetta, rose, mammole e spighetta, Nannarella non ce so più. C'era una volta tutto quello che c'era, povera Roma nostra forestiera. Grazie, maestro, hai capito bene? Sì. Lo so. Bravissimo Riccardo Antonelli, grazie. E adesso? Chi manca? Manchi tu! Oh, vedi che quando ti applichi... Ma tu lo sai che non è una canzone d'amore quella che canterai? No, non è una canzone d'amore, ma l'ho fatta apposta perché Riccardo ha fatto l'omaggio alla canzone romana e io faccio l'omaggio alla canzone napoletana, se no il turco chi lo sente. Soprattutto perché le ripetizioni per cantare questa canzone me le ha date proprio il turco. Meno male. Per insegnarmi la pronuncia di queste parole, perché il napoletano è una lingua, non è un dialetto, è proprio un linguaggio a parte. Quindi mi sono impegnata, ho preso ripetizioni dal turco e vi canto Torna a Sorriente. Mare quanto è bella, spira tanto sentimento, come tu che tieni a mente, che ha scetato fa sognare. Guarda qua chi sto giardino, sente sti sciura arancia, no profumo così fine, rinto cuore se ne va, e tu dici e parta a Dio, t'allontana da sto cuore, dalla terra dell'amore, tieni un cuore non tornare. Torna sorriente, fammi campare, vero mare de sorriente, che tesoro te non funna, che ha girato tutto il mondo, non l'ha vista con macchia. Guarda attorno sti sirene, che ti guardano incantate,
e te vonno tanto bene, se volessero passare e tu ricevarti a Dio, t'allontana da sto cuore, dalla terra dell'amore, tieni cuore non torna, ma non me lascia, non darmi sto dormiente, torna sorriente, fammi campare, ma non me lascia, non darmi sto dormiente, torna sorriente, fammi Brava, brava. Grazie, grazie a tutti. E È proprio sabato così. sera ti porto a ballare, ti potrò baciare, ti potrò baciare. Sabato sera ti porto a ballare, ti potrò restare. Con te Bruno Filippini, il cantante del sabato sera. Fatto piano bar, ma hai iniziato cantando come alla Cappella Sistina e Sì. poi io da quando ti conosco ormai ti chiamo il mio principino, perché voi dovete sapere, per chi non lo sa, che lui è stata la voce del principe azzurro di Biancaneve, quindi noi qui abbiamo Oggi non ho che un canto, canto solo per te. Grazie. Bruno Filippini. Un bel ritorno a 1000 voci in questa 16ª edizione. Cosa ci presenti oggi? È sempre una canzone del mio autore preferito che sta a Milano e che si chiama Gino Puglisi, Un brano di Gino Puglisi che si intitola Lungomare. Bruno Filippini in Lungomare. Spiagge deserte, che sensazioni, fare due passi nel lungomare del Grand Hotel. È una serata che fa pensare quanto sia bello star da soli un po' così, ma contraddire i miei pensieri. Come in un sogno tutto a un tratto ti vedo lì, e il tuo vestito trasparente fa riscaldare la mia mente, che fa sparire riflessioni dentro di me. Se questa sera può venire Riviera, so di un posto fantastico e poi c'è una canzone solo per noi. Se questa sera tu vuoi dirmi sì, la notte insieme voleremo, lo sai, se tu lo vuoi. Non sono stato mai innamorato, perché una donna come te l'ho incontrata mai. Resta con me, si può provare, quasi per gioco a sognare, per cominciare la nostra storia stasera qui. Mi chiedi l'ora e non pensare di lasciarmi, così non va.
ma tu rispondi sussurrando, resto con te, devo soltanto chiamare a casa e dir che tardi rientrerò. Se vuoi stasera torneremo Riviera, sarà il mare la musica per noi, come le stelle gli occhi tuoi, innamorati della notte noi, e attenderemo l'alba insieme se vuoi, solo io e te. Non sono stato mai innamorato, perché una donna come te l'ho incontrata mai. Resta con me, si può provare, quasi per gioco ora sognare, per cominciare la nostra storia stasera qui. Resta con me, si può provare, quasi per gioco ora sognare, per cominciare la nostra storia stasera qui. Filippini, grazie, bellissimo brano. Bravo, bravo. Mi muovevo, purtroppo non ci possiamo avvicinare e ballare tutti insieme, però questa era l'intenzione. Grazie Bruno, ci vediamo in un'altra puntata di questa edizione, perché noi non ti lasciamo scappare facilmente, quindi Bruno Filippini, grazie. È partita direttamente dalla Francia, musichetta maestro Cathy Wagner, la nostra Cathy. Cathy ormai fa parte di questa famiglia, fa parte della famiglia di Mille Voci. Oggi che cosa ci canti? Io canto una canzone americana, ma canta per Johnny Basse, un grande cantante inglese, sì. Ed il titolo della canzone è This is my life. Questa è la mia vita. È la mia vita. This Sì. is my life, la nostra Cathy Wagner.
Blanche, grazie. Grazie a te. Grazie, merci. Cattiva Arnà, grazie, bravissima. Ci stiamo avviando verso la fine di questa puntata, di questo appuntamento di Mille Voci, e io ho il piacere di ospitare in questa edizione una persona squisita, una bella persona, una bravissima cantante, un'autrice, un editore, un'editrice, chi più ne ha più ne metta. La conoscete sicuramente, è la nostra Giovanna Nocetti! Buonasera. Io ho avuto il piacere di conoscere Giovanna quando abbiamo registrato il Daphne and Friends, ho avuto il piacere di cantare con lei, di fare un duetto, e ho conosciuto una persona squisita che tra l'altro è stata molto carina. Adesso mi faccio anche pubblicità perché lei ha una casa discografica, no? Giusto? Una produzione. Sì, infatti anche. adesso è uscito proprio da qualche giorno il disco di Manuela Villa con Armigliato, che sta scalando le classifiche di tutto il mondo. La Chicco Music, sì, che ha anche Milano. diffuso. Sono 40 anni, 40 quest'anno, anni di Chicco, complimenti. E lei è stata quella che ha diffuso anche il mio nuovo album, quello dove troverete tutti quanti i duetti dei Daphne and Friends, quindi con tutti i miei amici. Quindi grazie Giovanna. Grazie a te. La nostra Giovanna, non è che c'è molto da dire, voglio dire, è una cantante ormai 40 anni di carriera. Quindi insomma, ho 40, almeno 41 anni. 41 anni li hai perché hai iniziato giovanissima. No, splendida. No, grazie Daphne, voglio ringraziare Gianni che mi invita e sono sempre presente, lui lo può dire, mi sgrida anche molto. Si ti riprende, sì, lo so, ma voi siete molto amici, quindi alla fine neanche ve le mandate a dire. Non possiamo dirlo, se no confessiamo. Ecco, non andiamo avanti. E quindi sono felice di essere qua, però oggi, a differenza delle... La signora ha cantato in inglese, poi in italiano, io canto in napoletano, una toscana. Io invece ti apprezzo tantissimo per questo, perché ascoltandoti quando abbiamo cantato insieme Torna a Sorrento, la tua pronuncia, io trovo che veramente canti in napoletano in una maniera spettacolare, non sembra proprio, cioè io ero convinta che tu fossi partenopea, perché canti, vero Gianni? È bravissima, a cantare in napoletano ha queste aperture delle vocali che è una cosa fantastica. Lei Giovanna è parte napoletana e parte europea. Parte napoletana e parte europea. Comunque questa canzone io l'ho chiesto a Gianni di farla per omaggiare la grande musica napoletana, ma soprattutto una cantante che da poco ci ha lasciato, che è Mirna Doris. Quindi è un omaggio che facciamo a questa grande, è vero? Grazie. Il titolo del brano? Lo dico io? Vai, dillo tu. Indifferentemente. Perché come lo dici tu io non sono capace a dirlo. Indifferentemente. Giovanna Nocetti! Grazie. Da l'ora di scena restammo mano in mano senza tenere un coraggio e ce la sa fammi quello che vuoi indifferentemente tanto saccio che so te non so più niente e dammi sto volere non aspetta di mano che indifferentemente se tu m'accidi io non ti dico niente. Ride pure
pianga più lacrime per te, fammi che indifferentemente, tanto sacci che so, per te non so più niente, e dammi sto veleno, non aspetta di mano, che indifferentemente se tu m'acciri io non ti dico niente. Indifferentemente io perdo te. Giovanna! Grandiosa! Grazie per questo indifferentemente. Grazie Giovanna. Questo era un omaggio che non potevamo... Questo è un omaggio che non potevamo non fare, assolutamente. Grazie Giovanna per essere stata con noi in questa edizione di Mille Voci. Ci rivediamo per qualche altra puntata di questa edizione 2020. Grazie Giovanna. Grazie. E io mi avvicino al mio maestro perché siamo arrivati in chiusura di questa puntata e mi avvicino a te per raccontarti questo aneddoto. Racconta. Allora, e ride. Guarda, racconta. Non lo so. Non lo sai. Secondo te adesso a chi tocca? Indovina? Ho visto vari ospiti, ma non so. Vabbè, lasciamo stare, tocca a me. E perché ti dico questa cosa che tocca a me, ti voglio raccontare questo aneddoto? Perché canterò una canzone che io ho fortemente voluto cantare, interpretare, e sono stata veramente fortunatissima perché l'autore di questa canzone l'ha ascoltata, perché Gianni Turco lo conosce, quindi siamo riusciti a mandare questa canzone anche a lui l'ha ascoltata e mi ha fatto i complimenti, quindi io sono onoratissima di questo e pensa che mi ha anche fatto cantare, mi ha concesso anche la possibilità di cantare un altro suo brano che invece è di quelli meno conosciuti, e anche quando ho interpretato quel brano che avrete modo di ascoltare nel corso di questa edizione si è complimentato con me, quindi è con... Non potrebbe fare altrimenti. No, ti dico, io ho avuto qualche timore perché questa è una di quelle canzoni che hanno cantato in tanti, è una canzone impegnativa, difficile, poi cimentarsi, capisci? Poi amico di Don Gianni Turco. Ecco, amico di Don Gianni Turco, quindi non poteva non fare i complimenti. La canzone è una canzone di Don Bachi e quindi con grande emozione vi canto, speriamo bene, L'immensità. Io son sicura che per ogni goccia che cadrà un nuovo fiore nascerà, e su quel fiore una farfalla volerà. Io son sicura che in questa grande immensità qualcuno pensa un poco a me. Non mi scorderà, sì, lo so, tutta la vita sempre sola non sarò, e un giorno io saprò essere un piccolo
solo pensiero nella più grande immensità del suo cielo. Sì, lo so, tutta la vita sempre sola non sarò. Per me che sono nullità nell'immensità, sì, lo so, tutta la vita sempre sola non sarò, e un giorno troverò un po' d'amore anche per me che sono nullità. Ce l'hai fatta, ce l'hai fatta. Ce l'ho fatta! Ce l'hai fatta. Com'è andata? Bene. Molto bene. non Grazie, grazie a non andare tutti. Grazie di essere stati con noi anche in questa puntata di Mille Voci. Ringrazio tutti quanti, saluto Gianni Turco alla regia, ringrazio tutti i nostri ospiti, Marina Muser, Cativa Arnà, Daniele Sinasce, Bruno Filippini, Domenico Bartolomeo, Marica Angeloni. Quindi grazie a tutti voi per essere stati con noi, grazie a voi e il pubblico che ci sopportate e ci supportate da casa. Noi andiamo con la sigla! Suonano potenti come mille baci quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai. Mille voci, mani che si stringono con mille amici, mille luci che riaccenderai. Suonano potenti come mille baci quando senti dentro quella voglia che non muore mai, ti fa compagnia se ci crederai. Mille voci, mani che si stringono con mille amici, mille luci che riaccenderai. Alla prossima puntata, grazie, ciao!